scuole medie? Accade anche questo, l'intervento dei carabinieri nel giorno delle assegnazioni delle cattedre per i supplenti delle scuole medie e superiori del Veneto. A Conegliano, dove è in corso il valzer per gli insegnanti di musica precari, c'è chi ritiene che l'ufficio scolastico non abbia messo nell'elenco tutti i posti disponibili e chiama le forze dell'ordine che lo invitano a presentare denuncia se ritiene di essere stato danneggiato. Non ha provveduto entro il 31 agosto, quindi in tempo utile per questa convocazione, ad utilizzare i docenti, le cui ore poi vengono messe a disposizione di tutti gli altri poveretti come noi. Con il quadro completo disponibile ovviamente si aiuterebbe anche chi è in posizione di graduatoria più bassa. 22 anni di precariato. Come si vive così? Male, in ansia continua, un'ansia che è interminabile. Potrebbero esserci degli estremi per i ricorsi, perché dovesse sorgere la certezza che questo posto richiesto da un docente è in effetti presente sulla provincia ma non è stato presentato ai docenti per la scelta, lui potrebbe fare un ricorso. A Padova intanto sono circa 450 i posti disponibili a fronte di 5.000 iscritti nelle liste dei precari, tra chi cerca una supplenza annuale anche gli insegnanti di lingue straniere. Per me non molto bene, perché ho dovuto rinunciare in quanto erano tutte scuole troppo distanti ed erano rimasti proprio spezzoni di 7 ore. La situazione rimane sempre la solita, cioè la drammaticità di questo stillicidio continuo che si perpetra ormai da anni. Io per esempio sono precario da 21 anni. Io invece sarei di francese, però penso di non prendere niente e andrò sul sostegno, insomma, per fortuna ho l'abilitazione sul sostegno. La situazione è simile in tutto il Veneto e di centinaia di precari per ogni provincia, costretti a fare anche molti chilometri, mettere insieme più cattedre in diverse scuole per raggiungere uno stipendio minimo, spostarsi da una provincia all'altra in attesa di una cattedra che forse non arriverà mai. La richiesta è quella di avere numeri certi e adeguati alla situazione attuale, non conti della serva in cui tu comunque se hai bisogno di 3 te ne do 1, cioè un po' da mercanteggiare.